Semilibertà per Manuela Cacco, condannata a 16 anni e 10 mesi per il concorso nell'omicidio di Isabella Noventa, avvenuto nel gennaio del 2016 e per il quale sono in carcere anche Freddy e Deborah Sorgato. La Cacco sarà libera di uscire dal penitenziario della Giudecca a Venezia per lavorare all'esterno e fare parte di un percorso di reinserimento nella società. Il fratello della vittima, Paolo, non è sorpreso, accetta la decisione, ma non la condivide. Sapevo già da tempo che usufruiva di vari permessi. Accetto di buon ordine perché sono una persona civile, però a meno di 10 anni sono passati. Purtroppo è così in Italia, sconti su sconti, un terzo della pena per il rito abbreviato, un altro terzo perché ha collaborato, ma non è una collaborazione, cioè è una collaborazione ma non un sincero pentimento. Mia madre non ha avuto nessuna lettera di scusa, di pentimento da parte di questi. Una decisione, quella del Tribunale di sorveglianza, su richiesta dei legali di Manuela Cacco, che tiene conto della buona condotta e del fatto che abbia scontato 2/3 della pena, dovrà tornare a dormire nel penitenziario. Il corpo di Isabella però non è mai stato trovato. Neanche questo non ci hanno dato, non ci hanno concesso. Non hanno neanche detto, hanno lasciato morire mia madre disperata senza avere il corpo di mia sorella. E meritano questo, adesso vengono liberati, diamogli anche un premio.